pomeriggio da Luigi Falco in diretta dal Paraconia di Cagliari nella 16ª giornata di Serie A, scontro diretto tra il Cagliari e l'Audace Verona. Il Cagliari che vuole inserirsi tra le 8 che possono accedere ai playoff, l'Audace Verona invece vuole respingere questo attacco, ma soprattutto respingere le zone pericolose della classifica. L'obiettivo ovviamente è anche delle giocatrici di Moreno Giorgi, oggi squalificato, che dovrà guardare dagli spalti gremiti per questo appuntamento, l'appuntamento più importante della stagione, così l'ha definito Luana Puto, che oggi torna a disposizione di Andrea Ross dopo aver guardato da Birmingham l'ultima partita della sua squadra persa contro il Tiki Taka. E a proposito di scontri diretti, oggi è anche la giornata delle 15:30 sempre sul canale YouTube della divisione calcio a 5 contro Pescara, in una bellissima sfida seconda contro prima, fotodiritto. Al centro c'è la squadra arbitrale composta da Luca Paverani e Pierluigi Minardi, al cronometro Antonella Manca. Velocemente anche i due roster: Audace Verona con Verdù, Pomposelli, Putto, Persiano, Arakawa, De Cao, Giulia Ferreira, Picetto, Maretti, Di Angelis e Biasiolo, oltre che Zardini. Per invece le padrone di casa ci sono Polloni, Virdis, Orru, Dodero, Giuliano, Elena Pila, Scheros, Liverete, Manca, Mantila, Vecchione e Canu. Cagliari che deve fare anche a meno di Capuano e Carboni, oltre che Pereira. Tre squalifiche che chiaramente possono pesare su questa partita, ma sono pochi calcoli da fare. C'è un Cagliari che vuole vincere per andare anche contro i numeri che dicono che nelle ultime 3 in casa il Cagliari ha sempre perso, numeri che dicono che ogni volta che il Cagliari ha vinto in questo campionato, dopo ha sempre perso in un campionato senza mezze misure, in cui la squadra di Moreno Giorgi o vince o perde. Dall'altra parte invece la Audace Verona 4 pareggi li ha ottenuti in stagione, ma soprattutto nonostante la sconfitta dell'ultimo turno più che accettabile contro Tiki Taka, nelle ultime 2 trasferte ha vinto e vuole portare avanti questo trend. Cagliari con la sua terza maglia, Audace Verona invece in divisa bianca con pantaloncino rosso. Tra pochissimo vedremo anche i quintetti titolari. Ci sono pochi dubbi in porta, dovrebbero esserci da una parte Polloni, dall'altra Verdù. Vedremo invece il resto. Per le rossonere c'è De Cao, c'è Giulia Ferreira, c'è anche Puto che torna a titolare, Fash per lei che ha saltato l'ultima partita sia per recuperare dai problemi fisici ma anche per stare bene anche mentalmente. Da poco ha perso il padre, chiaramente non dunque un periodo semplice, specie davanti a un lutto di questo peso. C'è poi anche Arakawa a completare il quarto di movimento, dall'altra parte Vecchione, con lei Riberete, Virdis e Mantila in porta confermate per 2 Polloni. E allora manca veramente poco, sono già le 2:30 l'orario per iniziare questa partita. Gli ultimi check nelle panchine da parte di Luca Paverani, lui arbitro 1. Controlli nella panchina che in questo primo tempo sarà del Cagliari, invece il primo pallone sarà dell'Audace Verona. Si fa sentire il pubblico, manca sempre meno all'inizio. Non so se ci sia un problemi con Giorgi, forse Moreno Giorgi, che non potete vederlo ma è all'angolo proprio degli spalti, quasi a ridosso dell'ingresso al campo da cui passano le giocatrici per appunto entrare in campo. Ma adesso dovremo esserci, dovrebbe essere tutto pronto e dunque si inizia col pallone tra i piedi l'Audace Verona, con Giulia Ferreira che va da Arakawa, che prova ad autolanciarsi in avanti. Primo duello con Vecchione. Vecchione anche una settimana speciale, inserita nella top 50, l'MVP del Beach Soccer, lei che con il Cagliari ha vinto lo scudetto, la grande protagonista, MVP delle finali. Intanto il lancio lungo per Virdis che prova a girarsi, viene controllata da Ferreira, poi facile lavoro per Verdù, proprio Ferreira, Putto, scambiano le due, davanti a sé Virdis per a sinistra dove c'è Arakawa, De Cao finta il movimento, poi resta in zona, ma comunque a sinistra la giapponese. Ferreira prova a metterla in mezzo,
Attenta Ribeirete. Il pallone che è dell'Audace, forse un attimo di confusione. Computo che chiama la calma adesso. Però questa può essere già una prima buona chance per le giocatrici di Rossi. Palla bassa, Virdis intercetta, poi è arrivata Ferreira. Altra chiusura ancora in attacco le ospiti, che provano a farsi sentire già dai primi secondi, 40 gli effettivi passati. Si stacca Ferreira, palla per lei, col mancino, fuori. Prima chance per l'Audace Verona, distratta stavolta la difesa del Cagliari. Con 2 passi Ferreira ha mandato in tilt lo schema delle marcature. Il lancio intanto in avanti per Virdis, non trovata. Può ripartire allora Verona. Ferreira, Arakawa, Putto, si muove De Cao là davanti, non si fida però la capitana delle rossonere che ancora ha il pallone. Arakawa, De Cao, Mantila a girarsi, bella palla per Putto, Polloni in uscita, poi si complicano la vita sotto porta. Alla fine Ribeirete l'ha appoggiata sul fondo per evitare il peggio, concede l'angolo ma evita di subire quello che sarebbe stato un gol molto molto brutto da subire. Però ancora Audace Verona che ha iniziato molto bene. Sta già contando l'arbitro. Ferreira con deviazione. Arakawa può solo guardare, sicura però di avere ancora un angolo per lei e per la sua squadra. Ferreira, c'è già il conteggio. De Cao, buona Ribeirete che poi esulta. Quasi un'esultanza alla Ronaldo, alla Cristiano Ronaldo per questa posizione. De Cao se la sposta sul mancino, calcia anche addosso a Mantila. Vecchione vorrebbe scattare, non c'è spazio però. Giocata non semplice, Ribeirete disturbata forse con fallo, anzi un fallo di sicuro, almeno secondo il giudizio di Minardi, è anche il primo fallo fischiato in questa partita. Un'irruenza Ferreira. Però così Cagliari può respirare, inizio difficile con l'alta pressione dell'Audace Verona che ha aggredito questa partita, ha già avuto 2 chance. Virdis ancora anche lei aggredita ad allontanare. Arakawa disturbata senza però fallo da parte di Vecchione e il Cagliari ha di nuovo il possesso. Difficoltà però fino a qui il Cagliari per uscire, infatti ancora un altro lancio così per il velleitario. Così gioca a favore della Verona che invece prova a imbucare per Putto. Polloni col petto, poi la mette fuori con un pizzico di paura, ma è un'uscita importante quella del portiere Cagliari. Grande chance per Putto, grande passaggio da parte di Arakawa, ma si resta 0-0. Ferreira, Arakawa, prova un'altra imbucata, questa volta per De Cao. Letta bene da Mantila, finlandese che però può solo rifugiarsi in out. Resta in avanti la Audace Verona, un momento complicato per il Cagliari. Arakawa, De Cao con la coscia, cerca anche il tiro, si oppone Mantila, poi Polloni può utilizzare le mani, provare ancora una volta ad andare lungo, stavolta da Vecchioni che ha fatto di tutto per prendere posizione, ma la palla troppo lunga. Dall'altra parte subito De Cao prova ad andare col sombrero, Mantila ritorna, chiude, ma c'è un buon ritmo fino a qua, tanti movimenti, soprattutto però la partita la sta facendo la squadra di Rossi. Respinto il primo tentativo di palla in mezzo, il secondo passa, forse Polloni ci ha messo la mano, sì, ancora angolo per l'Audace Verona. E Cagliari che deve ragionare su qualche contromisura, con Giorgi che osserva il più vicino possibile dal campo, però deve stare fuori. In panchina al suo posto c'è Simone Floris che farà chiaramente del suo per dare indicazioni. Intanto arriva anche il primo cambio, dentro Queiroz. Uscita Ribeirete per ora, Vecchione, arriva Virdis, prima di lei Ferreira, che prova a dare fastidio, pallone non controllato da Putto, Mantila lotta, alla
Infine l'ultimo tocco è di punto, può provarci Cagliari nella metà campo occupata dai suoi tifosi, che ora in tutta la partita dovranno essere il fattore in più. Anche per questo in settimana il giro per le strade di Cagliari, di Queiroz e di altri suoi compagni per invitare più pubblico possibile, oggi anche ingresso gratuito, per incentivare ancora di più a crescere l'affetto a quella che è una nuova realtà per il Cagliari Calcio, una realtà che vuole far sognare i suoi tifosi. Deviazione, ancora pallone chiuso al lato, Arakawa va a raccoglierlo, vedremo se permetterlo direttamente in mezzo, come ha già provato 2 volte l'Audace, però occhio anche alla possibilità di tiro direttamente in porta di Puto. Più o meno così è stato, l'idea comunque di metterla forte verso la porta. Ancora possesso Audace Verona. De Cao col mancino, colpisce male, troppo con l'esterno, nessuna paura questa volta per Polloni, per le sue compagne. Polloni che però poi non sa dove andare, sceglie la giocata corta. Queiroz, l'uscita verso Vecchione, la pressione alta però di Arakawa. Vecchione ragiona, si libera, poi era anche uscita bene con una bella idea di passaggio, non ha trovato però Queiroz. E allora ancora Audace Verona, 16 minuti e mezzo ancora da giocare del primo tempo, però fino a qui soltanto le ospiti in attacco. Con calma adesso Arakawa dietro, Ferreira si muove De Cao a sinistra, Ferreira guarda Virdis per 1 contro 1, adesso l'apertura, ma De Cao ha fatto un passo indietro per essere più accomodante, non si sono capite con Ferreira. In 3 sono rimaste addirittura alte del Verona, alla fine la palla in avanti per Vecchione, che ha guadagnato una buona rimessa. Lavoro difficile oggi per il pivot di turno in casa Cagliari. Queiroz sul mancino, apre, Mantila, cerca Vecchione, Arakawa attenta, ma è ancora possesso Cagliari. E Queiroz che dice alla sua compagna: devi andare tu a battere, mentre Vecchione va a occupare l'area. Si è staccata Virdis, può essere un'opzione, invece si va a corto con Queiroz, poco spazio, prova anche a metterla in mezzo, facile per Ferreira fare la sua e provare a fare il cambio di fronte con il buon lavoro di Virdis, che ha toccato e quindi è possesso Audace Verona. Puto cerca subito il tiro, forse battuta che è arrivata dopo la fine del conteggio di Paverani. Si riparte con una rimessa, ne ha approfittato velocemente Simone Floris per rimettere dentro Ribirete. Fuori per ora Virdis, ancora nessun cambio invece per l'Audace Verona. Passaggio fuori misura per Ribirete, eccolo il primo cambio. Fuori Puto, dentro De Angelis, Puto che chiaramente non è al 100%, però non poteva assolutamente mancare a questa sfida dopo anche il riposo forzato dalla sua società, che ha voluto darle almeno una settimana per riprendersi. Fondamentale la sua presenza da qua fino alla fine, ma soprattutto oggi in quello che, come vi ho già detto all'inizio partita, lei stessa ha definito l'appuntamento più importante di questo campionato. Ribirete, buon anticipo, poi però in difficoltà, alza questo pallone, Arakawa di prima, male, chiede scusa, torna in posizione, avere in marcatura su Vecchione. Queiroz per andare via in dribbling, rischia però De Angelis, ha commesso fallo, secondo fallo
da parte dell'Audace Verona. Ancora 0 il Cagliari, però fino a qui, quando siamo quasi oltre il primo quarto del primo tempo, tatticamente partita molto ben preparata dall'Audace Verona. Vecchione intanto resta giù, subisce un altro fallo. Adesso cominciano ad essere tanti i falli commessi dalle rossonere, sono già 3 e c'è ancora un quarto d'ora effettivo da giocare. Virdis nuovo dentro, fuori Mantila. Vecchione si guarda intorno, occhio a Virdis alla sua sinistra, quasi sul fondo, occhio anche un possibile movimento di Queiroz, che infatti viene incontro, finta Vecchione, la palla va lì, adesso il tiro, Verdù si allunga e la mette fuori. Buona la preparazione, buona la conclusione di Vecchione, buono anche il riflesso di Verdù che scalda le mani. Rivedete, Vecchione ci riprova questa volta Murata, poi Ferreira sbuca, Vecchione difende, toccata anche Ribeirete con lo scarico a Polloni che riesce a ritrovare ancora Ribeirete. Buona uscita questa, Virdis, Queiroz, con coraggio adesso il Cagliari, dopo aver annaspato nei primi minuti. Ribeirete perde il pallone lì tra i piedi, dopodiché Arakawa prova a lanciarsi in avanti, Virdis copre bene, buon raddoppio. Per lei ancora indicazioni da parte di Vecchione, già la seconda volta che le ha indicato la posizione corretta in campo in fase difensiva. Ferreira, Arakawa era venuta incontro, non era pronta a questo scatto. Pollone lungo per Vecchione che si lamenta avere un gioco pericoloso, non riconosciuto, o almeno non giudicato tale dagli arbitri. Queiroz, palla bella per Virdis che manca l'aggancio, forse neanche lì ci è creduto subito e ha fatto male, perché era stato un ottimo passaggio, era stata un'ottima visione quella di Queiroz. Ancora cambia, ancora gira Floris che ha rimesso dentro Mantila, fuori per la prima volta in partita Vecchione, sta per entrare anche Puto per l'Audace Verona. Arakawa combatte Queiroz che guarda la porta, sterzata a destro, Verdù non bene, Mantila, Verdù si rifà col corpo, col petto e salva la sua squadra. Mezza papera prima, poi però ci ha messo tutta se stessa per rimediare, si è salvato l'Audace Verona, sta crescendo il Cagliari. Mantila, Queiroz, toccata la palla, non passa col corpo, Ferreira la protegge l'uscita di Verdù. De Angelis, Arakawa, ancora De Angelis, scarico, si va a sinistra da De Angelis, intanto dentro è entrata anche Pomposelli che ha preso il posto di Decao. Pomposelli miglior marcatrice finora in campionato della sua squadra con 9 reti, 9 proprio come Vecchione. Allora anche la sfida dentro la sfida tra questi due. Si complica un po' la vita Queiroz. Polloni ha dubitato dell'uscita su quel pallone lento, alla fine se l'è cavata, come Queiroz la cava molto bene, prova a uscire ancora, deve rigirarsi, sceglie alla fine di appoggiarsi su Mantila, scambiano le due. Queiroz fermata, l'ultimo tocco tra l'altro è suo, non c'è stato un tocco da parte di Pomposelli. È tornata dentro Puto, fuori Arakawa. De Angelis,
Puto da Pomposelli a Ferreira, la fa girare l'Audace Verona. De Angelis, ancora Puto, sembra essere più in difficoltà ora la squadra di Rossi nel trovare gli spazi, nel crearli, però c'è un ottimo lancio di Pomposelli, ha controllato quasi più di spalla che di petto e non è riuscita a tenere la palla ben vicina a sé. Se l'è cavata Polloni, se l'è cavata il Cagliari, che a sua volta ha provato ad andare in avanti con Virdis, obbligata poi allo scarico, non c'era nessuna ben vicina per la sponda. Mantila, Ribeiret se la porta sul mancino, pensa anche al tiro, subito deviato, e poi Pomposelli dice a Ferreira: qua è tua, non mia. Va a trovare la sua posizione larga a sinistra con Puto, che invece si eleva al ruolo di pivot solo per un momento, scambierà con De Angelis e Puto può così ricevere più vicino. Ferreira, De Angelis, Puto, ancora le due che scambiano. Sta concedendo pochissimo adesso il Cagliari. Pomposelli, Puto prova a farla passare con la suola, ottiene quantomeno una deviazione. Nessuna veramente vicina, va con lo scarico la capitana l'Audace Verona. A sinistra poi va a girarsi Ferreira direttamente da Verdù in avanti, questa volta fuori misura, il lancio per Pomposelli che però apprezza il tentativo. E riparte non dal fondo come pensava Polloni il Cagliari, ma da questa rimessa. Palla in avanti per Vecchioni, appena rientrata. Ha recuperato subito l'Audace Verona. E di nuovo giro palla in attesa che si crei il varco per colpire. Puto, Pomposelli, adesso lei vertice basso del rombo rossonero, un passaputo e l'ultimo tocco è suo. Non era sembrato da qui, non ci sono proteste però, e quindi immagino decisione più che corretta da parte di Pierluigi Minardi. Polloni alza questo pallone per nessuno. Pomposelli invece cerca la porta a sorpresa, però era già tornata Polloni, poi legge Pomposelli, recupera invece Giuliano, anche lei il primo sprazzo di partita, deviazione, Vecchione sbuca, finisce giù, contatto troppo leggero perché ci sia fallo. Pomposelli, fermata da Giuliano, tante rotazioni veloci da parte del Cagliari che stava per entrare anche Queiroz. Intanto destro di Ferreira, lavoro facile per Polloni. Mantila, non si capisce con Giuliano che aveva cercato di scappare via. Molta difficoltà il Cagliari nell'uscita, palla al piede. Puto, Ferreira, mancino, ci mette la mano Polloni che poi quasi se la prende con se stessa. Forse non ha capito che quel pallone non sarebbe entrato in porta, però in questi casi meglio mettercela sempre la mano a un angolo. L'Audace Verona che cerca il gol del vantaggio, sempre 0-0, 9 minuti e 16 secondi ancora da giocare nel primo tempo. Deve retrocedere di qualche metro la squadra di Rossi che sta per far rientrare De Cao, che Rossi invece intanto è entrata, è lei che deve difendere su questa palla. Polloni, prima di lei, prima anche di Arakawa. L'Audace Verona è ancora in attacco e arriva De Cao. Fuori però la Pomposelli. De Cao, palo, appena entrata De Cao, ad un passo da sbloccarla, poi deve anche difendere su Queiroz, se l'è cavata in qualche modo
Una squadra di Giorgi in palo di De Cao per la seconda volta, però il Cagliari ha sofferto lo stacco all'indietro da parte di un avversario. Inizio partita proprio è stata Ulia Ferrera, questa volta De Cao. In entrambi i casi per poco il pallone non è andato in rete, però è una situazione che deve controllare meglio il Cagliari. Queiroz anticipa il tiro, poi Vecchione, rimpallo, Giuliano insieme a Ribeirete. E palla ancora del Cagliari, chiamato il time out. Tra l'altro un ultimo tiro che ha ricordato tanto i gemelli Derrick, perché ha visto negli anni tanti anni fa ormai Oli e Benji si sono disturbati a vicenda Ribeirete e Giuliano. Per una buona risposta del Cagliari tra le due squadre, fino a cui può essere, immagino, più soddisfatta la Dacia Verona, che comunque ha preso in mano la partita nel gioco, nel possesso, nel costruire l'azione, nell'avere anche la pazienza quando serve. Un Cagliari che ha avuto qualche sprazzo positivo, però soffre tanto quando parte dal basso, si ritrova obbligato a lanciare in avanti verso il pivot, ma sia Vecchione che Virdis più o meno sono state loro ad alternarsi in quel ruolo, stanno faticando tanto, soprattutto quando a marcare c'è Arakawa, molto fisica, una giapponese. E poi, come vi ho anche già esposto poco fa, c'è questo problema sulle marcature, quando poi una delle avversarie stacca all'indietro, riesce ad andare troppo facilmente al tiro. Tanti temi che in questi pochi secondi avrà affrontato il Cagliari, che si è preso tutto, ma tutto proprio il tempo a disposizione. Si è risistemato invece con calma la Dacia Verona, che non ha cambiato nulla nel suo quartetto di movimento, non ha cambiato nulla rispetto all'inizio del time out. Neanche il Cagliari, che adesso attacca con Ribeirete. Puto ha toccato lei con la suola, può ancora attaccare il Cagliari. Giuliano deve rimettere in moto il pallone, ha dietro Ribeirete, palla per lei che va col mancino. De Cao si oppone, mette di nuovo giù Giuliano, ci riprovano, stavolta con un'altra idea. De Cao però anticipa tutto, però Dacia Verona che ancora deve difendere. Queiroz, Vecchione con suola, non si chiude l'1-2, poi il mancino di Ribeirete, ancora murato. Giuliano per tornare indietro, per non rischiare. Antea Pollone in avanti verso Vecchione, spinta abbastanza platealmente stavolta. In effetti stavolta il fischio ci sarebbe stato, più che altro braccia abbastanza vistose da parte di Arakawa. Poi è lei a finire giù ed è lei a conquistare il calcio di punizione. O forse no, forse è stato un altro il fallo, credo proprio quello su Arakawa, abbastanza netto questo blocco. Vecchione adesso chiede spiegazioni, chiede, o almeno dice la sua a Paverani per quel fischio che non c'è stato dall'altra parte. Primo fallo commesso dal Cagliari fino a qui, 3 invece, ve lo ricordiamo, commessi dalla Dacia Verona, che adesso può battere con De Cao. Idea per Puto, Vecchione ha capito tutto, poi prova a lanciare le sue, 1-2 contropiede, anche Virdis si inserita, arriva Arakawa a chiudere l'anticipo, grande anticipo di Arakawa, che sta giocando un'ottima partita difensiva fino a qui. Virdis che tra l'altro è appena rientrata per Queiroz sembra essere di nuovo pronta a rientrare. Vecchione adesso deve giocare, c'era già il conteggio di Minardi, poi l'idea per Mantila, non male. De Angelis, Puto,
c'è De Cao dietro, appunto, guarda la porta, non la trova, chiede la deviazione che c'è e quindi angolo. E intanto di nuovo dentro Queiroz, fuori Giuliano. Movimenti, occhio dietro De Cao, palla corta per Puto, pallone recuperato da Vecchione, Queiroz chiude, De Angelis. Mantila, Virdis, Queiroz, Mantila lì vicino, quasi disturba Queiroz che voleva andare al centro. Mantila avrebbe potuto fare un altro movimento o provare a fare blocco, un po' come si fa nel basket, e lasciare lo spazio alla sua compagna. Invece lì quasi le ha ostruita la strada, però il Cagliari ancora gioca con Virdis. Prova ad andare verso il fondo, il raddoppio della solita Arakawa. E alla fine possesso da Verona. In avanti Verdù per De Cao, lotta con Mantila, De Cao non concede il fondo, permette alla sua squadra di mantenere una pressione alta. 6 minuti e mezzo ancora prima dell'intervallo. Pollone in difficoltà, la mette fuori, adesso Verona che attacca. De Cao già si fa vedere, palla per l'1-2 con Puto, mancino murato da Virdis. Poi Vecchione, rovesciamento di fronte, Queiroz, Vecchione, c'è Virdis vicino, sola per lei, Vecchione, Queiroz, che finte ancora della brasiliana che poi cambia per Vecchione di prima, colpisce male, poi il tacco di Virdis quasi senza volerlo, è stato efficace, anzi no, perché il pallone è uscito, guadagna metri da Verona. Prepara un doppio cambio Rossi, Pomposelli, lì di sicuro, poi non chiarissimo, forse Ferreira, sembra essere Ferreira, poi De Cao intanto col mancino, stavolta non c'è stato il tocco di Polloni. Vecchione di prima, bella per Virdis, col mancino centrale sull'arrivo di Vecchione, vorrebbero il fallo, alla fine angolo. L'anticipo su Vecchione, possesso ancora Cagliari, lampo però su bel tocco di prima intenzione di Vecchione, che ha perso la scarpa in questo contrasto. Poi il 5 con Verdù che intanto sta anche richiamando le sue compagne, arriva in rete, deviazione di Arakawa, insidiosa stavolta ma alta sopra la traversa. Rossi adesso arrabbiatissimo, Queiroz contro Ribeirete, palla dentro per lei, Virdis troppo debole. In avanti Arakawa di prima, De Cao anticipata da Polloni, adesso anche i portieri si fanno sentire con le loro uscite. Buona prova di entrambe, dentro intanto come anticipato Pomposelli e Ferreira, uscite De Cao e De Angelis. No, la palla che non arriva a Puto, Virdis per Vecchione, Vecchione non può sbagliare e porta avanti il Cagliari 1-0 con Maria Fabiana Vecchione che poi la dedica verso il pubblico, verso la camera, adesso nella parte più calda anche della tifoseria, con le bandiere, con il dito sullo stemma, Cagliari in vantaggio in una partita fino a cui giocata meglio dalla Dacia Verona. E l'ultimo minuto la fame del Cagliari di arrivare prima sul pallone ed è quello che ha fatto la differenza su questa azione, su quel rimpallo. Vecchione
10° gol in campionato per lei. Adesso sarà anche interessante vedere se cambierà qualcosa nell'atteggiamento soprattutto dei Cagliari, che ha dovuto tanto difendere fino a qui. Cagliari che minuto dopo minuto quasi costruito da solo la fiducia, la confidenza in questa partita, con un Verona che invece l'aveva aggredita, che ora sta soffrendo di più. Ultimo tocco non di Queiroz ma di Ferreira. Possesso Cagliari, che può ripartire dal basso dove finora ha tanto sofferto nelle uscite. E infatti Ribeirete con una bella idea di uscita per Vecchione, però lei non contenta, ha chiesto calma alle sue compagne. Arakawa, Pomposelli, Ferreira davanti a Queiroz, ancora Ferreira dietro da Verdú. Queiroz fino in fondo con la pressione e infatti non poteva toccarla Verdú. La pressione vincente di Queiroz, la fiducia che cresce azione dopo azione del Cagliari, adesso chiaramente anche legittimata dal vantaggio. Chance per il 2-0. Parlano Vecchione, Queiroz e Ribeirete. Tre schiacciate sul palo, sul primo palo. Arakawa, Putto e Ferreira. Pomposelli pronta a coprire l'altro palo. Queiroz, va Ribeirete, l'uscita di Verdú. Grande intervento. Ancora Cagliari con Ribeirete. Queiroz. Quanta a sé Putto, vuole provare a prendersi il centro, poi apre per Ribeirete che cerca la porta. Verdú non può bloccare, angolo Cagliari. Ed è entrato intanto anche Giuliano, la giocatrice di Giorgi. Sta già contando Minardi. Incontro, la palla fuori, Vecchione, c'è stato fallo in attacco. Parla con Polloni, calma adesso un po' tutte, non da chiamarsi la calma vicenda. All'inizio di certo non disdegnavano il lancio lungo perché tanto stavano soffrendo, adesso tante cose sono cambiate, però qua rischia un po' Giuliano, va aiutata, arriva Ribeirete. Pomposelli ancora continua a pressare, l'ultimo tocco è suo e poi quasi se la prende con le sue compagne. Polloni guida lei l'attacco. Ribeirete, Queiroz chiama palla, in qualche modo arriva. Queiroz, finta, destro poi, Virdis quasi la sponda involontaria. Ribeirete, Giuliano, Queiroz, nuova finta, destro, lo prova, fuori di poco. Vicino al 2-0 il Cagliari, che rimette dentro Vecchione, fuori per pochissimo. Al suo posto è uscita Giuliano. Pomposelli, lo spazio c'è per il tiro, Vecchione però copre bene. 2 minuti e 38, poi intervallo. Todace a caccia del gol del pari. Pomposelli,
Ferreira, Putto, si muove Pomposelli lì vicino, Putto, alla fine Virdis copre e guadagna la rimessa dal fondo. Vecchione prova a girarsi, prova anche a calciare col piede Verdù, Vecchione ancora a pressare, Putto alla fine non riesce a intervenire, possesso Cagliari. Difficoltà la Dacia Verona. Queiroz finta, poi apre, Virdis, il pallone passa, Alice Virdis per il 2-0 e poi l'abbraccio prima a una dei tifosi sugli spalti, magari un'amica, una familiare. Questo magari chi guarda la partita lo sa, ce lo può anche dire commentando live su YouTube. Però intanto è 2-0 Cagliari con il gol di Virdis. Secondo gol in campionato per lei e soprattutto 2-0 Cagliari. Come cambiano velocemente le partite in uno sport bellissimo ma quanto crudele, che condanna soprattutto il cinismo, quello che non ha avuto all'inizio la Dacia Verona e che adesso sta pagando tanto. Ha saputo soffrire il Cagliari ma soprattutto ha saputo colpire. 2-0 Coro per le rossoblù. Rossi invece ha intorno a sé le sue giocatrici, le sue ragazze. Avrà tanto da rimettere a posto, forse più mentalmente che tatticamente nell'intervallo quando avrà più tempo, però ci sono 2 minuti e allora bisogna provare ad attaccare, provare a dimezzare lo svantaggio o quantomeno provare a limitare i danni, ad evitare che il passivo cresca. Tanto si riparte con Ferreira e con l'Audace Verona insieme a lei che prova ad attaccare. Una bella idea per Putto ma troppo morbida, poi quasi va con la mano Queiroz, vedrai 3 all'ultimo. Pomposelli se la porta fuori lei, possesso Cagliari. Vecchione, come si gira? Poi però Arakawa all'ultimo tocco, bello questo duello fisico tra Vecchione e Arakawa, quasi era passata Vecchione. Vecchione che si stacca, l'angolo verrà battuto da Riberete e guarda sul secondo palo, proprio per Vecchione, addossa Arakawa, ancora questo duello, poi Vecchione prova ad andare via. Alla fine il campo è finito, però sarebbe stata una bella giocata con la Veronica, mentre destro di Pomposelli quasi più di frustrazione che di convinzione. 1 minuto e mezzo all'intervallo. Polloni mette giù Queiroz. Arakawa legge bene, Queiroz rimedia, passa anche, bella giocata. Queiroz non passa invece su Ferreira in questo duello tutto brasiliano. Ancora però possesso Cagliari. Queiroz quasi dimentica la palla, però è ancora sua. A destra Virdis, a sinistra Vecchione, davanti Riberete, scelta proprio lei che scivola sul più bello, anche se la posizione era molto defilata. Arakawa controlla male. Diciamo un mezzo regolo per parte. Riberete scivolando sul tiro, Arakawa invece mancando uno stop molto facile. Polloni. Ha aspettato troppo Queiroz e quindi cambio fallo e possesso da Verona. Ferreira va a passare fino in fondo, Ferreira col destro, Polloni chiude bene le gambe, Audace che ancora ci prova. Pomposelli non può arrivarci.
dentro Mantila di nuovo, fuori Ribérete, con calma ancora il Cagliari, 49 secondi e potrà recuperare forze gli spogliatoi in vista del secondo tempo. Vecchione non contenta anche adesso, pallone sicuramente non comodo da controllare. Ferreira, sinistro per giocare dietro da Arakawa, Puto attaccata da Queiroz, Verdú, Puto finta su Queiroz che però si fa sentire, Puto fa valere il fisico, bel duello vinto da Queiroz, Vecchione dall'altra parte, Queiroz obbligata però a fermarsi dall'attacco di Julia Ferreira che commette fallo, il quarto della sua squadra, però forse questo è il fallo meglio sfruttato con la Dacia Verona. Mantila, Queiroz ancora contro Julia Ferreira, prova a mettere in mezzo Ferreira, ultimo tocco di Ferreira con sicurezza, però era proprio lì insomma Paverani, quindi difficile andare contro la sua scelta, tanto ancora angolo. Due secondi, Vecchione proprio allo scadere, tiro respinto e allora si va a riposo sul 2-0 per il Cagliari. Decidono fino a qui Vecchione e Virdis. A tra poco.
Di nuovo in diretta dal Palaconia di Cagliari, tra poco vivremo insieme il secondo tempo di Cagliari Audace Verona, 16ª giornata della Serie A di futsal femminile. Un Cagliari che ha saputo soffrire nella prima parte del primo tempo per poi trovare le due reti che stanno decidendo finora il match. L'1-0 di Vecchione, il 2-0 di Virdis e dover di cronaca, il 2-0 di Lice Virdis, l'abbraccio con Eleonora Muggironi, che ha iniziato la stagione col Cagliari, a metà invece data in Serie C1 dalla città di Cagliari. Muggironi che è stata tra le protagoniste della Mediterranea Cagliari, che ha conquistato la promozione in Serie A, e da lì poi la fusione con il Cagliari per questo nuovo progetto. Un Audace Verona che deve ritrovare la fame, la cattiveria, il gioco che l'ha contraddistinta nella prima parte di gara, se vuole riuscire a pareggiare. In questo momento Cagliari all'8° posto in classifica, a +2 proprio su Verona, ma soprattutto in questo momento a +6 dalla zona play-out, che è la cosa più importante per un Cagliari che per la sua prima stagione giustamente si imposta come obiettivo la permanenza nella categoria. Poi certo accedere ai play-off, giocarsi almeno un quarto di finale play-off sarebbe un grandissimo risultato. Andiamo anche velocemente a vedere come sono schierate in campo le due squadre, con Verdù insieme a lei, Ulia Ferreira, Arakawa, Putto e De Cao, lo stesso quintetto che ha iniziato la partita. Così immagino anche per il Cagliari, che ha Mantila, poi Vecchione, Virdis e Riberete in porta. C'è ovviamente Polloni, tutto confermato. E allora, per dovere anche di cronaca, per chi magari si fosse collegato adesso con noi, gli arbitri: arbitro 1 Luca Paverani, arbitro 2 Pierluigi Minardi, cronometrista invece Antonella Manca. Cagliari che prova a farsi vedere avanti, quello che non deve sbagliare la squadra di Moreno Giorgi, quello di abbassarsi, quello di ragionare sul contenimento dell'avversario. Invece è una squadra che deve provare ad ammazzare la partita, provare a fare il 3-0 e poi chiaramente magari anche di più. Da Verona che invece dovrà sapere andare a un altro ritmo. De Cao già ci prova, scappando via, fallo di Vecchione, arriva il giallo, non può protestare. 5 poi con De Cao. Primo fallo del secondo tempo dopo 50 secondi effettivi passati, primo giallo della partita. E ora occasione per Audace Verona, mani in set per Rossi, mentre guarda questo mancino parato in tuffo da Polloni. Oggi che forse potreste riuscire a vedere in queste inquadrature, perché adesso è molto vicino all'arbitro Minardi a guardare le sue giocatrici. Ancora il sinistro di Puto, ancora bene Polloni, questa volta un po' più centrale il tiro. Vecchione la mette fuori con la suola, sotto pressione, in difficoltà lei e le sue compagne in questo avvio di secondo tempo. Palle in mezzo, resta lì Arakawa, la traversa. Secondo legno colpito dalla Audace Verona, ma soprattutto una super chance buttata via da Arakawa, che ha colpito male a porta vuota. Già 3 tiri però pericolosi delle rossonere in questo inizio di ripresa. Adesso la risposta del Cagliari con Ribeirete. Vecchione, Ribeirete. Manti la lascia uscire perché il possesso è ancora rosso-blu. Ribeirete, deviazione, Manti la vorrebbe farla uscire, poi scarica all'indietro. Polloni può controllare. Birdi sta per entrare Keiros, quasi un incubo per le sue avversarie, la pressione, il dribbling in corso del primo tempo, e lascia al posto Ribeirete. Vecchione intanto, il controllo, Virdis, Mantia, ecco la Keiros che vuole sempre andare col dribbling. De Cao chiude al lato.
Mantila, Virdis, la chiusura di Ula Ferreira, ancora possesso Cagliari, Queiroz, Mantila, gioca col pallone Queiroz, poi si prende lo spazio al centro, va col mancino, deviato, sarà angolo, andrà Mantila a battere, Vecchione staccata dall'area di rigore, per adesso fuori anche Virdis e Queiroz, vediamo chi entra chi no. Queiroz si muove in contro, Vecchione scappa via, Arakawa ci mette la testa, il Vecchione può scaricare abbastanza agevolmente. Mantila, la chiusura di Decao, Mantila, Queiroz, ancora puntare 1 contro 1, Puto provando a dare spazio, poi Queiroz se lo prende, la mette in mezzo, passa, Vecchione 3-0, non può sbagliare. Eccolo il colpo che cercava il Cagliari per provare ad ammazzarla questa partita, la doppietta di Vecchione, la differenza nel cinismo, nei dettagli, quella traversa colpita, maledetta da Arakawa, traversa baciata dal tiro invece di Vecchione, col pallone che poi è sceso in rete. 3-0 Cagliari, e adesso diventa molto molto complicata la giornata per l'Audace Verona. C'è ancora tempo, 17 minuti e più da qui alla fine, però serve una scossa alle giocatrici di Rossi. Ferreira, Arakawa, prova a passare, intanto Ferreira col mancino, è partita con quell'idea, quella del tiro, c'è stato il tocco di Polloni o una deviazione in prima e quindi angolo. Mentre parlano i due arbitri c'è già il conteggio, anche il sinistro in rete, anzi il destro di Puto, papera stavolta di Polloni. Puto rimette le sue giocatrici in strada a -2 come all'inizio ripresa, e adesso anche le indicazioni da capitana, dentro anche Pomposelli, guai a pensare che sia una sfida in discesa per il Cagliari nel primo momento in cui forse l'idea ha solo sfiorato la testa delle rossoblù. È arrivato il colpo dell'Audace Verona, un gol che comunque merita per quello che ha fatto nel complesso fino a qui, e ancora 2 da recuperare, ha il tempo per farlo. Intanto bisogna anche ribattere perché Vecchione è scattata in anticipo, però partita apertissima al Palaconia, ci piace così, ci piace che sia bella, combattuta fino alla fine. Poi ovviamente il pubblico di parte potrebbe avere idee diverse, giustamente, però per chi invece se la sta godendo in maniera neutrale questa sfida, sono contento di vedere tanti gol, di vedere una sfida accesa. Queiroz con fallo, calcio di punizione, secondo fallo tra l'altro del Cagliari. Ci sono ancora 16 minuti e mezzo da giocare. Puto sul pallone, Pomposelli prova il colpo a sorpresa, palla fuori di poco. Audace Verona molto vicino al 2-3. Possesso Cagliari con Giuliano, preso posto in campo al posto di Mantila. Ribeirete, Virdis, buona idea per Vecchione che vorrebbe chiudere l'1-2, non può senza fallo. Ferreira è scappata via, Ferreira trattenuta da Virdis, occhio al cartellino di colore giallo, trattenuta, giustamente non protesta Virdis perché rischiava anche il peggio. Giallo per lei,
seconda ammonita per la seconda volta. L'Audace Verona conquista un fallo così all'ultimo uomo, il terzo del Cagliari, e anche questo è un fattore, anche su questo dovrà lavorare l'Audace Verona, prendersi i falli per provare poi anche con i tiri liberi a ottenere quantomeno il pari per mantenere l'ottava posizione, quella che in questo momento non ha e che ha invece proprio il Cagliari. Pomposelli addossa Riverete, che poi mette anche la testa. Arakawa in avanti, c'è l'intervento di Vecchione, la palla non arriva a Putto. Pomposelli ancora da lontano, di forza ma non ha precisione. Riverete, Virdis in avanti, ma Vecchione aveva fatto il movimento contrario. Putto, Arakawa, Ferreira, Mancino, Polloni. Per un attimo l'incertezza, poi l'ha fatta su a due mani. Pomposelli. Passaggio sbagliato, rientra Queiroz al posto di Riberete, dentro anche Mantila per Virdis, dentro De Angelis, fuori Arakawa, 3 cambi, 2 da una parte e 1 dall'altra. Però il gioco deve comunque riprendere dalla rimessa per il Cagliari, con Giuliano che guarda avanti per Vecchione, la cerca, prende posizione Vecchione che poi però aprendo le gambe fa passare il pallone. Putto, bellissima per De Angelis, arriva Pomposelli, ottimo salvataggio di Giuliano, dall'altra parte Vecchione, 1 contro 1 con Putto, Vecchione fino in fondo, si prende l'angolo, però voi che volete tornare indietro con la diretta su YouTube, se vi prendete un secondo, riguardatevi il passaggio, veramente grande passaggio per De Angelis, poi anche grande salvataggio di Giuliano. Vecchione, deviazione molto insidiosa, però palla sul fondo, palla ancora del Cagliari, adesso da una parte o dall'altra in questa fase di partita ogni azione è bella, ogni azione è pericolosa. Queiroz ne vuole costruire un'altra col destro, murata da Putto. Mantila, Pomposelli, passa Pomposelli, bella giocata, a sinistra c'è De Angelis, Pomposelli, anzi c'era Ferreira alla sua sinistra, ma lei voleva calciare, stavolta anche da posizione migliore rispetto ai 2 tentativi precedenti, tiro però che è andato fuori. Lancio lungo troppo per Vecchione e quindi di nuovo possesso da Verona che può rimettersi in ordine e può imbastire una nuova azione. Da De Angelis a Putto, a sinistra c'è Ferreira, palla proprio per lei. Putto non stava guardando, la prende anche De Angelis stavolta, mentre invece Ferreira incita le sue compagne a non perdere calma. È fondamentale essere lucidi in questa fase. Ferreira intanto buon recupero, Queiroz scappata via bene Ferreira a una Virdis che non può chiaramente fare più certi falli perché è già ammonita. Salvati invece Queiroz, De Angelis, Ferreira, ancora De Angelis, poi Putto, Ferreira, poco spazio per passare lì sulla destra, allora il cambio a sinistra da De Angelis. Ferreira, Pomposelli la vuole, Ferreira non riesce a dargliela, comunque possesso ancora per le rossonere. 13 minuti e mezzo alla fine. Pomposelli mette giù il pallone, sta già contando Minardi. Ferreira col sinistro, ancora in 2 tempi Polloni, questa volta però
correva meno rischi, intorno non aveva avversari. Virdis resiste all'attacco di Put, scarica bene per Queiroz. Ribeirete, Queiroz, si allarga a sinistra anche Virdis, non ha più compagna vicina a Queiroz, ma lei va bene così perché tanto lei vuole puntare Ferreira. Queiroz, il fallo di Ferreira. Netto anche questo fallo, ma c'è da dire che fino a qui la gestione dei cartellini, dei fischi da parte sia di Paverani che di Minardi sembra essere abbastanza positiva, sicuramente oltre la sufficienza. E intanto Mantila sul pallone, occhio a chi c'è più largo come Ribeirete, e infatti si va da lei. Doppio passo, ancora Ribeirete, alla fine le a toccare per ultima. Buon lavoro difensivo da parte dell'Audace Verona, non bellissimo invece il doppio passo di Ribeirete. Ferreira prova anche a tirare, Virdis si oppone bene, non sembrava comunque poter essere una conclusione così pericolosa per Polloni. Puto vede il movimento di Ferreira, palla che tra l'altro ha sfiorato la porta, comunque troppo lunga per la 12 rossonera. Lungo Polloni verso Queiroz, vuole il controllo, resiste anche all'attacco, prova a girarsi, Queiroz passa toccata, fallo e giallo per De Angelis, al limite dell'area di rigore, ancora Queiroz, ancora con i suoi dribbling. Dolorante adesso, c'è Vecchione vicino a lei, adesso arriva anche Minardi a sincerarsi delle sue condizioni, ma è tutto ok. Chance da fermo per il Cagliari, che va di nuovo alla caccia del +3, un +3 che adesso ha un peso maggiore, con 12 minuti e mezzo soltanto da giocare, soltanto tra virgolette, perché poi sappiamo come possono essere un'eternità. Col dito Queiroz indicare i movimenti, col consiglio di Giorgi, col tiro parato da Verdù, poi Vecchione in mezzo a due, come lotta, guadagna un altro fallo e il terzo fallo per la Audace Verona. 3-3 con il Cagliari. Gran lavoro però di Vecchione, che praticamente ha resistito una doppia carica e poi alla fine è stata messa giù con fallo. Virdis trovata bene, Vecchione controllo che non riesce. Puto, Pula Ferreira, incontro De Cao, palla per lei che però controlla male anche sul disturbo di Mantila, possesso Cagliari. Tanto gli altri campi sono anche, dovrebbe essere iniziata la sfida tra Tiki-Taka Planete e Pescara. Sfida chiaramente più calda questo weekend di Serie A femminile, sfida che chiaramente potete vedere live sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Ferreira prova ad andare col mancino, murata la Virdis. Arriva De Angelis. Incontro Puto. De Angelis contro Virdis. Pula Ferreira. De Cao. Ancora dietro. Poco spazio per l'Audace Verona. Ferreira con un po' di qualità deve crearsela, anche De Cao, poi sceglie il tiro. Facile per Polloni.
strappa gli applausi dei suoi tifosi, poi lungo per Vecchione, per centimetri, non può arrivarci con la punta del piede, per centimetri, non controlla. Arakawa, Ferreira, ancora Arakawa, rischia qualcosa Ferreira, Queiroz insieme a Vecchione, poi però rimedia Ferreira, un po' di spazio col destro, il ritorno di Vecchione, si inserisce già Mantila, Queiroz però vuole andare da sola, sprinta sulla sinistra, poi si allunga troppo e Arakawa contiene, forse non si è accorta Queiroz che aveva a destra Mantila, che per la seconda volta ha fatto il movimento prontamente, ma non è stata servita. Poi lo sappiamo, Queiroz vuole sempre andare col dribbling quando può, Queiroz che esce per ora, problema fisico per lei tra l'altro, Ribeirete dentro al suo posto, da rapporto con quello che credo sia il medico sociale Stefano Pardocchi. Problema o la coscia al ginocchio, non lo so esattamente, sto cercando di intuirlo, mentre però il Cagliari gioca e sbaglia. Adesso retropassaggio per Virdis, cambia allora velocemente, si gioca la carta del portiere in movimento, adesso la Dacia Verona, portiere di movimento che è De Angelis. 10 minuti alla fine. Puto, De Angelis, Polloni richiama la posizione delle sue compagne, intanto fa girare palla la squadra di Rossi, Ferreira, Puto, poi rischia Ferreira, entrata intanto Maretti, prima parentesi in campo per le Oggi e subito Maretti pericolosa, a un passo dal suo secondo gol in Serie A dopo il primo segnato settimana scorsa, mentre ancora problemi per Queiroz che era appena rientrata di nuovo, allora questa volta però dentro il campo deve avvicinarsi a lei Pardocchi, forse è finita la sua partita. Mantila penso che sia già pronta a entrare, tanto Ribeirete quasi a provare a coinvolgere qualcuno insieme a lei per un applauso nei confronti di Queiroz, poi va anche a parlare con le sue compagne. Adesso arriva l'applauso per Queiroz, difficilmente la vedremo ancora in campo per oggi, il suo contributo fino a qui l'ha dato, è stato importante, però adesso deve stare seduta in panchina. De Angelis, Puto, Giulia Ferreira, col mancino, palla fuori. Corre allora di nuovo in porta Verdù, si risiede per qualche momento De Angelis. Lungo Polloni, Vecchione, Ribeirete, Virdis, ancora Ribeirete con la suola, deve tornare indietro, Vecchione, sponda Virdis, Murata ancora Virdis, va a farla passare, Verdù prima di Ribeirete, tiene in piedi la Dacia Verona, poi vorrebbe giocare subito velocemente, deve accontentarsi di giocare corto. Giulia Ferreira, Maretti, Puto, Pomposeni, vogliono il cambio subito, e allora De Angelis torna in gioco, Ferreira, De Angelis deve ragionare ovviamente la squadra di Rossi che ha 8 minuti e mezzo per fare 2 gol. Ferreira, un'apertura direi più che un tiro, tanto time out chiamato dal Cagliari che si deve riordinare, Cagliari che
penso voglia provare anche a spezzare il ritmo della Dacia Verona. Dall'altra parte invece Rossi avrà il tempo per sistemare alcune tattiche. Ora gioca con la superiorità numerica, almeno quando attacca ci deve giocare il tutto per tutto. La Dacia Verona in una classifica che in questo momento vede, come abbiamo già detto, il Cagliari a 15 punti ottavo, poi la Dacia Verona proprio a 13, dietro VIP a 10 punti, Foligno e Mulfette invece a 9 punti, le due squadre in zona playout. L'ultimo posto Lamezia invece, Royal Team con 3 punti. In questo momento ricordiamo anche in campo solamente Cagliari e Dacia Verona, oltre proprio Tiki-Taka e Pescara. Tra l'altro Tiki-Taka già avanti 1-0 in questo momento, in testa alla classifica. Vecchione, Queiroz invece gioca ancora. Queiroz, scarico rischioso per Riberete. Queiroz poi se la ritrova ancora, va sul destro, finta ancora, gioca con la suola. Riberete, Mancino, Verdù la tiene lì vicino a sé. Putto non riesce a giocare in avanti ed è possesso Cagliari. 8 minuti e 1 secondo, questo è il tempo effettivo che ci separa dalla fine della sfida. Queiroz, Virdis col dribbling, poi ancora dalla sua numero 10 Riberete, si muove Virdis, scelta Queiroz, anticipata da Ferreira. Manetti prova anche a scappare via, possesso ancora rossonero. Ferreira a sinistra larga Pomposelli, Putto e Ferreira giocano, adesso anche De Angelis prende posto a sinistra. Ferreira rischia tanto, oltre perché la porta è vuota, lo sa Virdis che poi usa troppo le braccia e questo è un calcio di punizione regalato dal Cagliari. Ok quella pressione, poi però con le braccia doveva limitarsi Virdis. Il quarto fallo del Cagliari. Ferreira, Putto, Ferreira prova a cambiare, Vecchione legge la porta è vuota, Vecchione lo sa e non la trova per poco. Ad un passo dalla tripletta Fabiana Vecchione. Brivido per la Dacia Verona. Putto, Ferreira, stavolta De Angelis vicino alla porta e Pomposelli vicino alle sue compagne, mentre stavolta ancora con la porta vuota Queiroz col mancino, meno di 1 metro, pallone largo, seconda chance per il Cagliari per trovare nuovamente il +3. Putto, De Angelis, Ferreira, Pomposelli, De Angelis, deviazione, vorrebbero il fallo di mano da rivedere, poi gioco fermo, il pallone sul tetto del palazzetto da rivedere. Vediamo un po' velocemente. Episodio sicuramente da rivedere questo. Mentre il gioco è fermo, proviamo anche noi a rifarci alle nostre immagini. Forse di Vecchione. Servirebbe chiaramente un replay un po' più lento. Ma forse no, non è chiarissimo perché l'azione va veloce. Intanto Queiroz ancora fuori, ancora cintillinato la sua presenza in campo. Sta dando tutto
per aiutare la sua squadra, mentre resta a dubbio l'episodio di Vecchione. Veramente non è facile, anche dalle immagini che vi stiamo proponendo, dare un giudizio certo. Ognuno può avere la sua idea, magari ce lo scrivete anche chi ci sta seguendo live in chat. Mentre occhio al mancino di Puto, ancora lei a prendersi la responsabilità del tiro. Attenta a Polloni, poi Pomposelli, chiusa la 2, porta vuota, mantela con poca potenza. Beccao, meno di 6 minuti alla fine. Col tacco Ferreira, palla fuori di poco. Ci ha provato con la finezza Ferreira, mentre controlla bene l'Audace Verona. Giorgi vuole stare al fianco delle sue giocatrici, delle indicazioni praticamente a bordo campo. L'allenatore del Cagliari, Beccao, palla fuori. Possesso questa volta del Cagliari, però chiaramente ha fatto in tempo Verdù a riprendere posizione. Vecchione, Coscia, arriva Ribeirete, palla non per lei. Vecchione allora si isola e ha 2 addosso. Prova ad andare verso Ribeirete, chiude Puto che poi con la suola da Pomposelli. Anche lei adesso pressata, prova ad andare via, la chiude Vecchione. E poi dopo il brava delle sue giocatrici di tornare indietro, di mantenere la lucidità nello spirito di sacrificio, perché la meta è ancora lontana. Non tantissimo, ma è lontana. L'ultimo tocco di De Angelis, pallone ancora del Cagliari. Virdis in avanti, palla troppo alta per Vecchione, sembra essere molto provata fisicamente. Pomposelli, Beccao va sul destro, si allunga, duello con Virdis che la trattiene con astuzia, ma non oltre il regolamento. In effetti per quello anche è stato il metodo di giudizio fino a qui utilizzato dai 2 arbitri. Sarebbe stato veramente leggero fischiare il fallo. Dall'altra però Virdis, ricordiamo, ammonita, e quindi Verona punta anche su questo fattore. Pomposelli, Beccao, Queiroz vuole rientrare, cambia intanto di portiere in casa Audace. Ferreira con deviazione, angolo. Sta già contando Minardi, Beccao incontro, dietro da Puto, lei può anche calciare, sceglie Pomposelli, 2 che oggi non hanno disdegnato il tiro da lontano. Puto, Pomposelli col destro, Murata ancora. Beccao, deviazione di Ribeirete, ancora attacca da Verona. Vecchione non so per cosa stavolta ce l'ha con l'arbitro Minardi. Lamenta una manata, una gomitata in bocca, se ho sentito bene Vecchione, che francamente non ho notato in diretta. Puto, Beccao, Puto, eccolo il suo sinistro, ancora in 2 tempi Polloni con la porta che vuota, col pallone che si abbassa. Per un secondo sembrava che questa fosse quella giusta, non è arrivato il 4-1 e allora 3 minuti 37 secondi ancora di speranza per l'Audace Verona, di sofferenza per il Cagliari che sta lottando per ottenere la seconda vittoria consecutiva come mai era riuscito quest'anno. Torna dentro Verdù velocemente, Polloni gioca, vorrebbe almeno andare da Queiroz, alla fine soluzione in avanti per Virdis, anticipata da Beccao. Il pallone ancora facile da tenere per Polloni. Queiroz, vediamo per quanto ne avrà adesso. Queiroz, sinistro palo e si resta 3-1. Queiroz già richiede il cambio, ormai il suo range è di un'azione e allora praticamente con giocatrice in meno in campo
il Cagliari, Polloni obbligata a metterla fuori, ne approfitta anche perché c'è anche giù Ferrera, si tocca ancora il ginocchio Queiroz. Minardi dice di aspettare per l'intervento dalla panchina, torna subito dentro Vecchione, a ogni rientro Queiroz ne ha sempre meno, non ce la fa col ginocchio, sta dando tutto per riuscire ad aiutare la sua squadra in un appuntamento troppo importante, per 3 punti troppo importanti. Meno di 3 minuti con fair play, poi Pomposelli restituisce il possesso al Cagliari. Vecchione dall'altra in facile sulla pressione di Puto, Audace Verona che può provarci. Pomposelli, bella giocata, ancora da 2 addosso, Riberete la vuole schiacciare via, con grinta Riberete, quella che ha avuto dal primo minuto. Pomposelli ancora, 2,5 alla fine, De Cao, Pomposelli addosso a Mantila, battuta a Mantila, tutto fermo allora, colpita al volto e quindi Paverani vuole subito richiamare Pardocchi. Colpita in pieno volto la finlandese. Giustamente almeno un minuto per riprendersi. Dovrebbe essere solo una botta. In campo invece Minardi parla prima con Puto, poi con Vecchione, prima ancora credo che con Pomposelli. E stavano discutendo non so su quale episodio, mentre Giorgi vuole far rientrare Giuliano, che già si posiziona. De Cao, ecco il mancino del Puto, ancora respinto stavolta da Riberete, poi De Cao, Polloni, forse l'ha vista all'ultima questa, è riuscita a alzarla sopra la traversa. Ferrera invece a battere l'angolo, De Cao vicino, ha cercato in mezzo De Angelis, alla fine De Cao trovata. Puto, Pomposelli, Puto, Pomposelli, murata, Vecchione può solo limitare, chiaramente c'è anche la stanchezza ormai, meno di 2 minuti alla fine. De Cao, Puto, ancora col mancino, stavolta fuori, allora velocemente De Angelis deve ridare posto a Verdù, il Cagliari non ha fretta, sa che c'è la stanchezza, sa che non deve cadere in nessuna trappola, ha 2 gol di vantaggio da difendere in 1 minuto e 50 effettivi. Vecchione, buon controllo, 1-2 che non si chiude con Giuliano, alla fine sì, con rimpallo favorevole. Riberete, gran pressione, Virtis rischia l'ultimo tocco di Ferrera, va bene così al Cagliari. Giuliano, porta palla avanti, cerca anche la porta. Giuliano stava tornando indietro, Giorgi gli ha chiesto di restare alta. De Cao, Giuliano con ottimo tempismo per prendere la palla. Vecchione a lavorare per far salire la squadra. Virdis, Giuliano, la pressione di Pomposelli, Riberete, rimpallo che favorisce il Cagliari. Adesso è difficile anche vedere le linee laterali, o almeno quella vicina dalla tribuna. Occhio al pallone che passa, giocata di Ferrera, palo di Ferrera, si era liberata alla grande, un altro legno in questa partita, credo almeno 5-6, sommando quelli colpiti da entrambe le squadre, ad un passo dal 2-3,
Sarebbe stato un minuto di fuoco. Che giocata però di Ferré. Si è salvato il Cagliari, che resta a +2, sempre 3-1 ed è iniziato l'ultimo minuto effettivo. 58 secondi separano il Cagliari dalla vittoria. 58 secondi separano l'Audace Verona dalla sconfitta. Però occhio, perché saranno secondi tutti da giocare. Virdi sistema il pallone, Ribeirete. Giuliano, sale Pomposini a dar fastidio. Polloni in avanti, Ferreira e poi Ribeirete. Verdù in avanti, 48 secondi. Controllo ottimo di Pomposini, però ottimo anche l'intervento di Giuliano che è fresca. 1-2 con Vecchione, rallenta poi Giuliano con fretta a guardare avanti. Allora Pomposelli con l'esterno, non c'era nessuno. È andata o a memoria o anche magari con un po' di stanchezza. Ha visto una compagna che però non c'era. Vecchione non può controllare. 32 secondi, si avvicina la vittoria per il Cagliari. Salgono i cori, sale la voce dei tifosi. 24 secondi. Una partita che aveva i numeri contro questo Cagliari. Veniva da 3 sconfitte consecutive interne. Non aveva mai vinto nei 4 precedenti, 2 volte di fila, sempre sconfitta dopo vittoria. Oggi sta battendo quei numeri a 19 secondi dalla fine. 19 secondi, la seconda sconfitta consecutiva per l'Audace Verona, questa più pesante sicuramente rispetto a quella contro il Tiki-Taka, dopo che aveva vinto le sue ultime 2 partite in trasferta, tra l'altro consecutivamente. 10 secondi, quinto fallo commesso dal Cagliari, è arrivata la segnalazione. Pomposelli, Puto col mancino murato, 6 secondi, De Cao allontana Virdis, 3 secondi, siamo proprio alla fine, col pallone che va fuori e rimessa 2 secondi. Giuliano già fa partire la festa perché siamo alla fine, perché ormai è finita, la palla resterà lì e poi sarà festa Cagliari. 2 secondi, Palungo Polloni, eccolo il suono della sirena, vince il Cagliari. Quella che è una sicuramente delle partite più importanti della stagione, sia per il Cagliari che per l'Audace Verona. L'ha vinta la squadra di Moreno Giorgi, nonostante l'assenza del suo allenatore, nonostante le squalifiche di Capuano, di Carboni e di Pereira, soprattutto di Pereira. Vince 3-1 sull'Audace Verona. Il primo tempo, i gol di Vecchione e di Virdis, poi la doppietta di Vecchione a inizio ripresa ci ha regalato un finale più emozionante, il gol di Puto, il 3-1 definitivo. È stato un bello spettacolo con le immagini verso le giocatrici del Cagliari che adesso saluteranno ovviamente le loro avversarie con queste immagini. Tra l'altro si chiude la nostra diretta dal Palaconia. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie Alberto Tosini che si è preso cura delle immagini per la divisione calcio a 5. Da Luigi Falqui è tutto, buona domenica.